Siamo a Pegli, nel ponente di Genova, e siamo venuti a visitare il Parco Durazzo Pallavicini, voluto intorno alla sua villa dal marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. La progettazione fu affidata al decoratore genovese Michele Canzio, scenografo del teatro Carlo Felice, un uomo di grande ingegno e fantasia, amico del marchese. Progettando il parco, Canzio si immaginò che lo spettatore non si sedesse a vedere l'opera, ma che camminasse attraverso la sua rappresentazione teatrale. I lavori di costruzione iniziarono nel 1840 e si protrassero per 6 anni, durante i quali l'arida e selvatica collina fu trasformata in un rigoglioso giardino romantico, denso di vegetazione e ricco di acque. Il racconto inventato da Michele Canzio si realizza nel parco come una sceneggiatura teatrale divisa in 3 atti, ognuno composto da 4 scene, più un prologo e un esodo. Il percorso ha sicuramente dei significati filosofici, ma anche esoterici, e questi ultimi sono comprensibili grazie a una visita guidata con l'architetto Silvana Ghicino. Abbiamo finalmente raggiunto Silvana Ghicino, l'architetto. Buongiorno. Buongiorno a voi. Che si occupa, pensate, del parco della Villa Durazzo Pallavicini da 31 anni. Una passione nata con una tesi universitaria, giusto? Certo, una tesi di laurea che ci era stata conferita perché all'epoca gli studenti non si sceglievano la tesi, gli veniva attribuita una tesi. E la professoressa Annalisa Maniglio Calcagno, docente di arte dei giardini, ci aveva conferito questo lavoro, che era un lavoro estremamente prestigioso, quindi noi eravamo molto contenti e abbiamo vissuto per un anno all'interno di questo parco perché non esistevano rilievi, planimetrie vere, eccetera. E quindi, come se niente fosse, con l'innocenza della gioventù, noi ci siamo rilevati 8 ettari di parco, tutti gli edifici, conservo ancora tutto a questo punto gelosamente, e abbiamo avuto l'occasione, questo va detto, di stare così tanto nel giardino da cominciare a capire cose che nessuno aveva mai capito, e quindi scoprire tutte queste alchimie
che sono state nascoste da questi due personaggi, autore e proprietario, e che sono la cosa che adesso offriamo al pubblico, la cosa che riteniamo oggi vada offerta al pubblico, perché ha un valore dal punto di vista filosofico, ma proprio di relazione personale importantissima. Quindi non so se avete visto il Depliant che ha lo slogan "Scopri la meraviglia che c'è in te", è proprio questo, perché siamo sicuri che Ignazio Pallavicini e Michele Canzio avevano scoperto ciò che di meraviglioso è in ogni essere umano e hanno raccontato qui, tra piante, viali, laghi, questa evoluzione che ognuno di noi durante la vita, bene o male, magari inconsapevolmente compie. E questo giardino, vivere questo giardino in maniera attenta aiuta anche a fare un passo avanti. Grazie a un percorso scenografico. Grazie ad un percorso scenografico, perché Michele Canzio è lo scenografo più importante che abbiamo mai avuto a Genova e comunque era l'uomo del momento alla metà dell'Ottocento. Quindi lo spettatore non va a sedersi a vedere l'opera, ma si muove sull'opera, e l'opera gli viene incontro con queste decine di scenografie che sono organizzate secondo la trama di un melodramma di natura ottocentesca, attentissimo proprio alla cultura del teatro, cioè questo signore con la sua mentalità da uomo dell'Ottocento era estremamente rigido e serio, quindi si comincia con un prologo, l'antefatto, poi 3 atti ognuno con 4 scene, l'esodo finale così importante perché è quello che ci riporta alla gioia del vivere, così come è strutturata una tragedia greca, quindi c'è un aggancio con una cultura profonda che parla di Osiride, parla di riti antichi, parla di geometrie, parla di Pitagora se si vuole. Tutte queste cose le raccontiamo durante le visite al significati scenografico-esoterici e ho scoperto che la gente le apprezza infinitamente, cioè forse oggi c'è ancora più desiderio di capire, di ragionare su argomenti che sono gli argomenti di sempre, da dove veniamo e dove andiamo. No, il grande problema resta 800 o 2000, non cambia niente. E il giardino ha questa capacità di suggerire delle risposte, no? Sulle quali si può ragionare all'infinito. Già tutta questa bellezza è una risposta in sé. E la bellezza non fa altro che elevare lo spirito a Dio, come loro hanno scritto sull'Arco di Trionfo. Se poi qualcuno ti aiuta a capirla, diventa particolarmente interessante. Quindi per trascorrere anche una giornata, oltre che introspettiva, anche proprio magica. Assolutamente sì, guardi, abbiamo sistemato il Tempio di Flora, abbiamo rimesso i divani, l'abbiamo riportato all'idea della casa della divinità quale è stata pensata, e abbiamo messo il registro dei visitatori. La cosa che ricorre di più è questa battuta, bellissimo, onirico, mi sembra di essere entrato in un sogno, e mi fa infinitamente piacere aver contribuito e aver resistito, perché 30 anni sono tanti, aver resistito e aver offerto adesso alla gente la possibilità di fare questa giornata di sogno. Direi che per capire il parco c'è bisogno di una vera e propria visita guidata, ma non sono le solite visite guidate. Certo, allora consideriamo intanto che il parco storicamente è sempre stato offerto al pubblico con l'ausilio della guida, cioè il marchese permetteva a tutti di entrare in casa sua e di vedere il suo giardino, ma sempre rigidamente accompagnati dalla guida. Questo un po' per preservare l'opera, un po' per aiutare il visitatore a capire. Noi oggi proponiamo una serie di servizi a questo riguardo. Ovviamente chi vuole entrare pagando solo il biglietto e girare a suo piacimento trova, l'avrete visto, i cartelli illustrativi, certo, le frecce rosse che cercano di accompagnare le persone. Vale la pena, a mio avviso, di fare la visita guidata. Di visite guidate ne esistono alcune.
Le più importanti sono la visita comune, dove la guida racconta l'apparato scenografico, anche le bellezze vegetazionali, e comincia a suggerire che esiste un percorso filosofico. Poi esiste questa visita ai significati esoterico-massonici che faccio direttamente io personalmente. E concettualmente meglio di lei? Concettualmente la facciamo una volta al mese e questa visita è una visita consistente che dura perlomeno 4 ore, mentre la visita normale può raggiungere le 3. Il consiglio? Il consiglio è: venite nel parco per stare tutto il giorno, venite, portatevi un libro, portatevi la focaccia e la merenda. Noi abbiamo organizzato in maniera che, nonostante non si debba, a mio avviso, invadere le scenografie con panchine, cose di questo tipo, ci sono ancora i sedili ottocenteschi dove non ci siamo dati da fare a mettere degli oggetti preziosi o anche molto frugali, come tutti i ceppi su al castello, non so se li avete visti. Bellissimi. In maniera che anche una famiglia, un gruppo si possano fermare e godere di questa cosa nell'arco della giornata. Il giardino è bellissimo alla mattina quando comincia a muoversi il sole, è affascinante a quest'ora quando il sole lo riempie, verso la sera quando il sole comincia a scendere assume di nuovo delle tonalità e degli interessi particolari. Quindi venite e sfruttate il vostro biglietto, stateci, a noi fa piacere che voi stiate nel giardino perché il suo fine è questo, quello di offrire la bellezza a tutti.